Siamo a Gruaro, nell'estremo Veneto orientale, al confine con il Friuli. Qui il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha realizzato alcune opere di salvaguardia idraulica per questa parte del territorio, opere che sono state realizzate in collaborazione con il Comune di Gruaro e grazie ai finanziamenti arrivati dalla Regione con i fondi VAI e con altri finanziamenti regionali. Sono stati realizzati alcuni interventi, in particolare 2 canali scolmatori, ma è in programma già un altro intervento che riguarderà la riqualificazione della Roggia Versiola. Andiamo a sentire allora l'illustrazione di questi progetti. La collaborazione tra Regione, Comune e Consorzio di Bonifica porta a dei risultati molto importanti per la sicurezza di tutti i territori, in questo caso del territorio di Gruaro. Ma l'idea di continuare su questo percorso è molto forte, tant'è che abbiamo in campo una progettazione che potrebbe arrivare addirittura a superare i 5 milioni di euro per completare un percorso di 15 anni nel quale abbiamo preso semplici fossi, capofossi privati, li abbiamo trasformati in canali demaniali in gestione al Consorzio. Il territorio di Gruaro, che è un territorio importante di confine, non contribuiva, non era parte del Consorzio, adesso con l'ultimo piano di classifica del 2017 è parte integrante della contribuenza del Consorzio e i risultati li stiamo vedendo e li stiamo portando avanti. Abbiamo appena erogato un finanziamento di 500.000 euro che va ad aggiungersi a quelli che hanno consentito la realizzazione delle opere che abbiamo visto oggi e si continua su questa strada. Il Veneto è un modello sulle opere di difesa del suolo, è un modello sulla protezione civile e può vantare sia progettisti e quindi competenze tecniche sia di imprese che sono in grado di realizzare opere che magari altre regioni non possono vantare, imprese che abbiano questa competenza. È una tradizione lunga del Veneto, una parte del Veneto sappiamo che è al di sotto del livello del mare, le opere idrauliche fanno parte intrinseca proprio della storia del Veneto, della tradizione del Veneto millenaria e quindi questo ovviamente è un valore aggiunto che è bene sottolineare. Noi possiamo avvalerci di queste competenze e lo facciamo.